Io mi ricordo nel 2007, la prima edizione, Verona durante il Natale era una città morta, vuota. Oggi grazie a questi mercatini che hanno trasformato Verona capitale d'Italia del Natale, Verona ha visto addirittura la presenza nel 2016 di 3 milioni e mezzo di visitatori e io credo che questo sia un grande successo che porta avanti adesso il nuovo assessore al commercio di Verona e che sicuramente continuerà a far arrivare tanta gente nella nostra città in un momento veramente fantastico che è quello del Natale. Quest'anno abbiamo voluto creare un binomio importante tra il commercio e la cultura. Noi crediamo in primo luogo che il Natale sia una questione culturale perché fa parte comunque dell'identità del nostro popolo. L'identità chiaramente deve essere preservata ma anche valorizzata, promossa e tramandata. Ecco quindi che abbiamo voluto inserire nell'ambito dei tradizionali mercatini di Natale un elemento molto forte dell'identità che significa veronesità, quindi ci sarà proprio l'esposizione di tutti i prodotti tipici sia a livello di merceologie sia anche a livello enogastronomico di tutti appunto quei prodotti tipici veronesi e quindi chiaramente diamo un valore molto superiore a quella che è la nostra tipicità che deve essere valorizzata e implementata. Questo penso sia un modo molto intelligente di promozione della propria città che punta su quello che è l'identità culturale della propria città e porta anche un grande indotto turistico per Verona. Sicuramente è una manifestazione da copiare anche nelle altre città del Veneto, puntando sempre alla qualità del prodotto che sia culturalmente avanzato e che in qualche modo rispecchi quella che è l'identità del Veneto.